Allora, abbiamo il piacere questa sera di ricevere il Rav Cipriani, che adesso viene da Genova, è stato rabbino di tendenza conservative Massorti, in diverse città, anche in Francia, Tolosa, Montpellier, Marseille, è autore di numerosi saggi. Questa sera verrà a fare una conferenza sull'antigiudaismo. Evidentemente, con gli eventi attuali, la crescita dell'antisemitismo, tutti noi siamo a dover porsi delle domande, e dunque il rabbino questa sera farà un giro della questione sotto il punto di vista ovviamente più ebraico. Inizio con una vecchia storia ambientata in Russia. Due ebrei camminano per strada e passano davanti a una chiesa ortodossa. Alla chiesa ortodossa c'è davanti un annuncio che dice: convertitevi e avrete 50 rubli. E loro sono in grande difficoltà e uno dice all'altro: guarda, io non arrivo alla fine del mese, io vado. Entra e va. Esce dopo mezz'ora e il suo compagno gli dice: hai fatto? Sì, ho fatto tutto. E i 50 rubli? Dice: tutti uguali voi ebrei, subito i soldi pensate, eh? Shalom shalom, Erev Tov. Ed è una storia che, al di là del fatto di essere molto buffa, è effettivamente dice molte cose sulla modalità in cui spesso noi ebrei ci autopercepiamo attraverso categorie e modalità di pensiero che però ci sono in qualche modo non imposte, ma in pratica c'è una forte influenza nel mondo esterno, per cui noi le assorbiamo a noi stessi, anche se poi spesso le usiamo per fortuna per fare autoironia. Perché sono il prodotto dell'incapacità di tutto un mondo di vedere e non riescono a vederli come vedono altri popoli, sia dal punto di vista appunto del collettivo, sia dal punto di vista dei singoli individui. Da un lato, e questa è la mia premessa sempre quando parlo di questo tema, è vero che il cosiddetto antigiudaismo, termine che io preferisco perché antisemitismo, che vuol dire la stessa cosa, è però spesso usato, soprattutto oggi di nuovo di gran moda questa moda di dire sì, ma anche gli arabi sono semiti, che è vero, e infatti antisemitismo è sbagliato, perché parliamo di antigiudaismo, cioè di una forma di odio contro gli ebrei e ciò che rappresentano dal punto di vista culturale. E questo tipo di antigiudaismo alla base affonda le radici nella paura, timore, diffidenza e poi potenziale odio per il diverso, che tutti noi conosciamo. Una famiglia nuova, un bambino nuovo nella classe, una famiglia nuova nel quartiere. E in questo è poco specifico, un aspetto poco specifico perché fa parte delle numerose forme di questo tipo di diffidenza, timore, appunto, che poi può diventare in alcuni casi anche odio. Poi ha delle forme più specifiche, ma è originato diciamo, in quella incubatrice essenziale che è il timore del diverso e dell'altro. E l'ebreo, sia collettivamente sia individualmente, è sempre stato l'altro, il diverso, proprio per antonomasia. È sempre stato il suo ruolo in un certo modo. Nell'impero romano gli ebrei erano gli unici che non permettevano che nelle loro sinagoghe fossero erette delle statue, dei monumenti o a divinità o agli imperatori, era proprio un segno caratteristico. Il problema, uno dei problemi, ma penso un problema importante nel passato, in quelle epoche proprio antiche, era anche che il popolo ebraico si faceva notare troppo
troppo, fra virgolette, troppo rispetto a un'altra possibilità che sarebbe stata quella di rimanere invisibile. Se si è molto piccoli e molto poco significativi, si può riuscire a essere in qualche modo alternativi senza creare un eccessivo disturbo, e a quel punto forse non varrà neanche la pena di creare delle situazioni di persecuzione, di oppressione, perché effettivamente non è il caso. Ma gli ebrei tradizionalmente si sono sempre fatti notare. Sono sempre fatti notare perché, nonostante il loro numero non altissimo, quantunque all'interno dell'impero romano, a un certo punto pare che i numeri fossero piuttosto alti, ma non abbiamo fonti molto, molto, molto precise al proposito. Però effettivamente in tempi più recenti, per esempio nel Medioevo, ma comunque antichi rispetto a noi, la rilevanza era notevole. A Marsiglia, dove gli ebrei erano tipo il 5% della popolazione, la maggior parte dei medici erano ebrei, per esempio. Questa era una cosa molto comune. Sappiamo nel Medioevo tanti medici erano ebrei, c'è il famoso, si sa quanto storica, però insomma, quando il re di Francia, Francesco I, fu incarcerato da Carlo V, ed era molto malato di sifilide, eccetera, volle a tutti i costi un medico ebreo. Carlo V gli trovò un medico ebreo e lui lo testò quando arrivò, questo racconta le cronache, e gli disse: ma non sei stanco di aspettare il Messia? E lui disse: no, ma sai, io in realtà da tempo mi sono convertito al cristianesimo, quindi per me il Messia è arrivato, non ho più quel problema lì. E lui lo licenziò, disse: voglio un ebreo vero, non mi ero convertito a un'altra cosa. Perché non si fidava come medico a quel punto lì, se non era stato, diciamo, sincero come ebreo fino in fondo, temeva che potesse anche essere insincero come medico fino in fondo. Diciamo, quindi una delle cose che hanno sempre creato in questo senso, diciamo, una visibilità per gli ebrei era il fatto che alcuni di loro, molti di loro, rispetto a quello che era il loro numero, eccellessero in alcune cose, soprattutto effettivamente di ordine già all'epoca scientifico, medico, eccetera. E noi sappiamo che non esistono miracoli in questo senso, era perché già all'epoca c'era una grandissima attenzione in ambito ebraico per queste materie. Senza contare poi anche il fatto che gli ebrei, muovendosi necessariamente più degli altri, conoscevano di più le lingue, avevano più conoscenze, più relazioni e capacità di intrattenere e sviluppare nuove relazioni, e questo effettivamente faceva di loro in media dei gruppi anche con più persone di successo. Questo spesso non era perdonato. Questo è uno dei problemi che hanno originato nel tempo l'antigiudaismo, ma non è l'unico. Nel tempo l'antigiudaismo è diventato anche una sorta di indirizzo e movimento politico che aveva una enorme capacità, quella di federare. La capacità di federazione dell'antigiudaismo non è da sottovalutare, non se ne parla spesso, nella misura in cui effettivamente si scopre, soprattutto a partire questo dall'Ottocento, eccetera, che l'odio antiebraico è qualcosa che poteva unire molti movimenti diversi all'interno di nazioni diverse. E a livello storico questo è qualcosa che ha avuto le sue conseguenze. Ci aiuta peraltro anche a comprendere nella storia più recente alcuni paradossi. Lo stesso fatto che il nazismo abbia impegnato tantissime risorse per questa causa della distruzione del popolo ebraico, Hasbe Shalom, in momenti anche in cui stava perdendo la guerra, eccetera, viene dal fatto intanto che questa era una causa che era profondamente federatrice all'interno del popolo, e non solo, anche fra i tedeschi e altre, per esempio in Polonia, eccetera, altre popolazioni, era un qualcosa che univa, che
federava anche a volte nazioni che altrimenti avrebbero avuto più cose per essere contro fra di loro, ma questa era una cosa che li univa. Una cosa interessante, che è uno specchio o un riflesso moderno di questa cosa, è per esempio questa paradossale sostegno da parte del mondo LGBT nei confronti della causa palestinese. Il mondo LGBT è perfettamente cosciente che se loro vivessero in certi posti finirebbero giù dai tetti. Non è che non lo sappiano, lo sanno perfettamente, ma dietro questo sostegno c'è una volontà precisa di attirare, credo, di creare dei legami con soprattutto altri paesi, sempre di area musulmana, araba, eccetera, per ragioni prettamente di politiche e commerciali e altro, che non hanno nulla a che vedere né con i diritti naturalmente queer o altro, perché è l'unica cosa naturalmente che può federare delle cose infederabili come il mondo islamico e il mondo LGBT, è l'odio antiebraico. È un cemento che funziona, che ha sempre funzionato. Quindi questa capacità federatrice, perché come sappiamo poche cose uniscono quanto avere un comune nemico o comunque una causa comune contro la quale lottare. E in questo caso diventa naturalmente, nei tempi più moderni, Israele come Stato e in filigrana poi tutto l'ebraismo che in una certa misura rappresenta. Il rapporto fra Israele poi e l'ebraismo lo vediamo fra poco. Naturalmente poi a fianco di tutto questo c'è, e lo sappiamo bene, ma è importante non dimenticarlo, l'aspetto antigiudaico sviluppato a partire dai primi secoli della cristianità all'interno chiaramente del cristianesimo, in particolar modo dal momento in cui diventa la religione dell'impero romano. Quando parliamo di questo argomento, un aspetto che non sempre prendiamo in maniera dovuta, secondo me, come proporzione, è il rapporto fra ebraismo e cristianesimo nascente. Ossia, il cristianesimo nasce come fratello minore, ma io direi ancora di più figlio dell'ebraismo. E questa, secondo me, è una dinamica che spesso non teniamo presente, perché dobbiamo comprendere quanto possa essere, e insomma le discipline psicologiche ce l'hanno ben mostrato nelle varie epoche e soprattutto di recente, quando vengono studiate di più, cosa può significare il non riconoscimento da parte della figura genitoriale. Il rigetto del primo cristianesimo da parte dell'ebraismo è un disconoscimento da parte di un genitore. Ed è un aspetto questo assolutamente importante, perché spiega ancora oggi, nonostante tutto il tempo che è trascorso, trascorsi quasi 2000 anni, c'è ancora questa cosa qui che è sempre molto presente, nonostante tutto il lavoro fatto, fra un po' ci arrivo, che sicuramente ha migliorato di molto, però siamo sempre davanti a un figlio che guarda papà e papà e mamma dicono è questo. Perché lo sguardo di approvazione del genitore che ogni figlio richiede, il cristianesimo non lo potrà avere mai dall'ebraismo. Non necessariamente avrà le sculacciate, ma lo sguardo di approvazione non lo avrà mai. E questo è fondamentale, è un qualcosa di insanabile. Ed è fondamentale perché noi sappiamo, prima ho parlato appunto del rapporto fraterno e noi sappiamo proprio dalle fonti ebraiche primigenie, no? Caino e Abele, quanto ci può essere di
di rivalità, di necessità di voler appunto rivaleggiare davanti, nel caso del racconto della Torah o della Bibbia ebraica, chiaramente davanti al genitore celeste. E quindi chi viene maggiormente approvato. E c'è qualcosa di questo genere che avviene. Chi approva di più? Eh? La trascendenza divina approva di più noi o loro? Quindi queste sono delle dinamiche molto importanti da tenere presente. Nel corso del tempo, poi naturalmente anche il discorso naturalmente della cosa di deicidio, eccetera, un'altra cosa che spesso non viene evocata e che evoca molto bene Chaim Maccobi, che è uno studioso britannico, che ha scritto delle cose in particolare sull'antigiudaismo all'inizio del cristianesimo, e lui dice in maniera molto, molto, molto bella, spiega che in, in quell'epoca nasce la doppia visione dell'ebreo che caratterizzerà poi tutte le visioni dell'ebreo anche fino alle persecuzioni naziste, per esempio. Ossia, da una parte l'ebreo sovraumano, che in qualche modo ha qualcosa di più. Perché ha qualcosa di più? Perché ha ucciso niente proprio di meno che Dio. Una entità che uccide un Dio, come è percepito in una certa visione cristiana, adesso chiaramente un po' outdated, ma comunque è stata molto presente, diciamo, fino a un secolo fa, anche meno, meno. Cioè, l'ebreo sono umani in un certo senso, perché un umano normale non può uccidere un Dio. E subumano nello stesso tempo, come fa notare Chaim Maccobi, perché nello stesso tempo questo deriva dal fatto che non è in grado di comprendere quello che la maggior parte degli esseri umani comprendono, cioè che quello è veramente Dio. Quindi è questa cosa che lui chiama un parassita in grado però di dominare il mondo, subumano e sovraumano nello stesso tempo, che è una proiezione, diciamo, che crea un mix veramente diabolico, questo sì, che è sempre diciamo, in agguato, e le varie forme di antigiudaismo rispecchiano spesso, fino ad oggi, da una parte governano il mondo, dall'altra però in realtà non sono neanche degli esseri umani. Questa doppia visione dell'ebreo, sovraumano e subumano, ma mai umano, sempre troppo da una parte o troppo dall'altra. Non l'ho detto, ma naturalmente poi dopo potrete esprimere e formulare domande eventualmente. Nel corso del tempo, naturalmente, queste ultime particolarità che ho fatto notare sono di grande peso perché gli ebrei hanno vissuto moltissimo all'ombra del mondo cristiano, questo lo sappiamo. In una certa misura sono meno all'ombra oggi, ma in molti paesi vivono comunque in minoranza rispetto al mondo cristiano. Probabilmente paradossalmente, nel corso delle varie epoche, talvolta gli ebrei hanno commesso la, fra virgolette, leggerezza di non prendere sufficientemente sul serio determinate accuse. Perché molte erano basate su visioni superstiziose, che in ambito ebraico non potevano essere davvero comprese perché erano profondamente estranee allo spirito dell'ebraismo. Erano talmente estranee che prenderle sul serio era veramente difficile. Eppure condizionarono certamente. Abbiamo nel Medioevo tracce, per esempio, di rabbini che chiedono per il Seder di Pesach, per la Pasqua ebraica, di solo vino bianco per timore che se usassero vino rosso l'accusa del sangue diventasse più, diciamo, si rinforzasse. Quindi da un lato si aveva difficoltà a comprendere il peso che queste cose potevano avere,
D'altro lato, talvolta però se ne teneva conto al punto di lasciarsi anche influenzare profondamente, perché si viveva in una condizione in cui qualsiasi momento, qualsiasi pretesto poteva essere usato, e poi si sapeva che in certi luoghi o in certi momenti dell'anno, Pasqua per esempio, giustamente, il pericolo era molto più grande, e questo lo si sapeva, ecco. Oggigiorno tutto questo, tutto quello che viviamo non fa altro che filtrare e ricevere tutti questi secoli di sovraumanità e di subumanità proiettati sul popolo ebraico e li reinterpreta a modo proprio. No, di recente con tutta questa cosa delle università americane, con questo forte antisemitismo, sentivo un'attivista americana ebrea che parlava una volta che parlava davanti in università e una insegnante le chiese come faccio a spiegare ai miei studenti il Jewish power, la potenza, il potere ebraico e esprime, secondo il racconto che avevo sentito, esprime questa cosa, il potere sarebbe quello dei finanziatori di ritirare i finanziamenti. E lei rispose, ma non c'è un Jewish power, i donatori donano a un'istituzione che serve determinate cause in un certo modo, quando non le serve più o va in direzione o serve altre cause che si oppongono a quelle precedenti, altri valori che si oppongono a quelli precedenti, ritirano o minacciano di ritirare i donazioni e i finanziamenti, come è normale che sia fatto, e questo non dipende né dal fatto di essere ebrei né dal fatto di essere, vale in tutti i casi, però dal punto di vista di quell'insegnante, che è un insegnante universitario, questo è un Jewish power, un potere ebraico, una sorta di, senza pensare a quanto, invece, quanti finanziamenti effettivamente ebraici ci sono che portano avanti la cultura in tutto il mondo, sicuramente molto negli Stati Uniti, e chiaramente ogni tanto qualcuno mette in discussione le cose, perché se le cose vanno in una direzione che non piace e che è dannosa per il popolo ebraico, giustamente non è una questione di potere, è una questione effettivamente che il potere non è dato da chissà quale elezione, è dato dal fatto che ci sono effettivamente delle forze importanti che si impegnano in questo senso. Quindi appunto deriva da un essere al servizio della società e non dal voler imporre un potere, che è una cosa molto, molto diversa. E... Però è vero che oggi quello che viviamo è ci riporta un po' in una dimensione che noi, che i più giovani conoscono meno. Cioè questa situazione nella quale ogni momento effettivamente può essere propizio per un qualcosa di antiebraico, come era in passato. Ma è una cosa che i più giovani di noi non pensavano di toccare con mano, se non in certi momenti molto precisi, in certe zone molto precise del mondo. In realtà i nostri antenati, fino a un paio di secoli fa e anche meno, comunque vivevano con questa costante pressione, io mi ricordo quando io all'epoca ero a Toulouse, a Tolosa, quando ci furono tutti i vari attentati, e poi dopo c'è stato il Parigi, l'Hyper eccetera. Mi ricordo un caro amico che abitava proprio il palazzo sopra l'Hyper che ci faceva la spesa, un collega rabbino peraltro, e lo chiamai la sera stessa e, e lui la prima cosa che mi disse dice Minag Avotenu, dice, è la tradizione dei nostri avi. Dice, era molto tranquillo, lui veniva dalla Valle del Reno, quindi aveva tutte delle memorie ancora dalle crociate, per modo di dire, però effettivamente in un certo mondo ebraico conosco gli ebrei, ne conosco, e hanno non necessariamente persone che hanno vissuto le deportazioni o le persecuzioni naziste, persone anche più giovani, dico, ma sì, ma è normale, è terribile, ma ha una sua normalità. Ha una sua normalità, ammazzano sempre qualche ebreo da qualche parte.
E nel, fra virgolette, nel bene e nel male, è veramente così. È veramente così. Poi ci si può opporre in un modo o nell'altro, ma questa è una realtà. Nel mondo antico era una realtà assolutamente comune. Oggi, per fortuna, vivendo in un mondo in cui molti ebrei vivono in paesi democratici, la stragrande maggioranza, Baruch Hashem, grazie a Dio, è così, questa cosa ci fa ribollire il sangue molto di più. E da un lato è bene che sia così, naturalmente, perché significa che è diventata meno comune, però purtroppo ci fa tornare indietro a uno stadio mentale che è uno stadio post-medievale in qualche modo, veramente uno stadio post-medievale. Questo direi in senso di riflessione storica. Passando quindi a oggi. Oggi, appunto, prima accennavo al fatto che le classiche accuse che sono state sempre mosse agli ebrei vengono oggi mosse a quello che è, diciamo, l'ebreo degli stati, che è Israele, anche perché è uno stato ebraico, ma perché viene interpretato in quella modalità lì, cioè in modalità nella quale c'è uno standard diverso, criteri diversi, una visione diversa rispetto a quella che ci può essere nei confronti di altri stati, e quindi nasce anche questo problema molto, molto attuale del tentare di capire se esiste una differenza fra il cosiddetto antisionismo e l'antigiudaismo. Oggi, come ben sappiamo, non si trova più un antisemita neanche a pagarlo oro, tutti antisionisti. Non sono finiti i bei tempi, solo antisionisti. La realtà è che è un problema complesso, ma è vero che in moltissimi casi le due cose si sovrappongono, non al 100%, ma in buona parte della superficie, perché effettivamente se il nostro amico, fra virgolette, antisionista, e non antisemita, solo antisionista, non protesta, o protesta molto così in maniera meno energica nei confronti insomma, di altre situazioni che sono state veramente genocidarie, eccetera, in altri paesi, in Africa, in Siria e quant'altro, ma è uno strenuo oppositore di Israele, il dubbio viene. Se ritiene che ci possono essere più di 50 stati arabi, ma non ce ne debba essere uno ebraico, il dubbio viene. Se fa finta o non sa o fa finta di non sapere che questo Stato è stato anche, non solo, ma anche necessario proprio per il fatto che gli ebrei sono sempre stati perseguitati ovunque, e appunto fa finta di non saperlo, il dubbio viene. Quindi sono molti dubbi che messi insieme fanno pensare che in molti casi questa coperta corta dell'antisionismo nasconda quell'altra cosa molto brutta, il brutto male dell'antisemitismo, che poi possono essere brutti male entrambi naturalmente, però in particolare è proprio l'opposizione a tutto quello che il popolo ebraico può fare per garantire la propria esistenza e il proprio futuro. E qui è proprio una perversione della cultura occidentale che è stata abituata si è autoabituata a vedere gli ebrei vittime. Gli ebrei nella maggior parte dei casi hanno reagito come hanno potuto, spesso era molto poco, e talvolta era qualcosa, ma sempre poco, e proprio là il mondo non è abituato a vedere ebrei che si difendano. E questo è proprio un modello che non esiste. Sono come gli asini che volano. Gli asini non volano, cioè se cominciassero a volare ci vorrebbe un bel po' per abituarsi al fatto che è possibile. E a volte succede che a forza di prendersi delle nerbate, magari gli asini imparano anche a volare. E hanno imparato.
Solo che c'è tanta gente che non ci crede, a cui non piace, però è così. Per forza di cose, la storia del mondo, a volte anche abbracciando un'idea di progresso che ha portato talvolta anche molto male, non solo molto bene, ma che comunque effettivamente ha avuto una corsa in avanti negli ultimi 150 anni, anche tecnologica, scientifica, eccetera, e tutti i cambiamenti, anche sociologici, sono stati molto veloci in ogni direzione e hanno cambiato veramente le modalità di interazione fra i popoli, anche unite appunto al movimento che oggi è possibile, che è molto più possibile di quanto lo fosse una volta, movimenti di grandi masse di popolazione. E tutto questo ha portato fra i grandi cambiamenti anche alla genesi di una nuova modalità di intendere se stessi da parte degli ebrei, ossia sarà anche tradizionale farsi massacrare, ma non necessariamente voglio che sia la tradizione mia e dei miei figli. E a questo punto mi metto in condizione che ciò non avvenga più. Anche questo è strumento che la storia sia ma vorrei dare, ma non diventa la sua banalità, diventa problematico quando applicato agli ebrei. Ci sono giuste ragioni, ma che quando c'è un ebreo di mezzo c'è sempre ma. E una persona mi ha insegnato molto, mi dice sempre, quando c'è un mai in una frase, tutto quello che le precede non ha nessun senso, può essere cancellato. Quindi alla fine c'è solo il ma no. Sì, avrete diritto, ma no. Ma non così. Come? Non così, non è mai abbastanza a destra, a sinistra, in alto e in basso, qualsiasi cosa andrebbe bene, ma come la fanno gli ebrei non va bene. Peccato, è proprio un'occasione persa. E lo vediamo effettivamente anche ancora di recente vedevo filmati di gente che strappa le cose le foto degli ostaggi in un sacco di paesi del mondo. C'è proprio anche questa negazione della sofferenza ebraica, la negazione delle sofferenze femminili, degli stupri di massa da parte dei movimenti femministi, sedicenti femministi, che non sono più femministi. È proprio questo negare la sofferenza ebraica non ha il valore della sofferenza di altri. E questo è effettivamente il retaggio di secoli, secoli, millenni, millenni di recente. A Purim abbiamo letto nel libro di Ester, questa cosa molto particolare, è quello che dicevo prima, viene in mente adesso, nel libro di Ester, gli ebrei perché riescono a salvarsi? Per grazia del re. Il re concede loro con un secondo editto di combattere e loro lo fanno. E grazie al re l'esistenza dello Stato di Israele permette agli ebrei di salvarsi da soli. Una notevole differenza, una notevole differenza. E non per grazia di nessuno. Ma una delle cose che non sono perdonate agli ebrei sono il fatto di non doversi rimettere la grazia di nessuno. Di non dipendere dal bon vouloir, dalla buona volontà di nessuno. Perché spesso è stato così. Quando, e fa parte naturalmente di questa riflessione, quando si chiede o mi chiedo che cosa può essere fatto oggi per gestire, parlo di gestire perché non voglio essere né arrogante né ambizioso, pensare che certe battaglie possono essere vinte, meno che mai vinte in tempi brevi, magari in tempi molto lunghi, sì. Nel quotidiano sono da gestire e naturalmente non ho grandi soluzioni, ma alcune riflessioni fra le mie e altre che ho ascoltato che mi sono sembrate sensate. Intanto il fatto importante e talvolta difficile di non considerare tutto il mondo
anche se la tentazione è talvolta forte, come nemico. Noi ebrei tradizionalmente sappiamo riconoscere molto bene i nostri nemici e siamo meno skilled, meno dotati per riconoscere gli amici, perché siamo meno abituati. Quindi cose che non si conoscono si richiedono più impegno e quindi ci vuole più impegno per riconoscere gli amici, ma esistono, vanno scovati, vanno riconosciuti nel senso proprio di riconoscere, di identificare e poi riconosciuti nel senso di riconoscenza, ossia dell'atto di mostrare loro gratitudine se e quando, e alcuni lo fanno, si spendono per difendere la causa ebraica, quando denunciano, come non so, come sta avvenendo adesso nelle università italiane o come è successo per gli Stati Uniti, hanno il coraggio di dire no, questo è antisemitismo e questo è gravissimo. Quando si spendono, quando ci mettono la faccia, come si dice oggi, per effettivamente prendere delle posizioni o rispetto a Israele o rispetto in generale all'ebraismo di difesa e di sostegno. Essere, diciamo, avere una postura di riconoscenza. Questa è una cosa importante. L'altra cosa che a volte non riusciamo a fare è ascoltare fino in fondo. C'era adesso non ricordo più chi fosse, un filosofo ebreo che diceva Jews don't listen, they just wait. Gli ebrei non ascoltano, aspettano. Aspettano che uno abbia finito di parlare per dire la loro. Era un filosofo ebreo. È talvolta un po' vero. They just wait. Nel senso, a volte è comunque necessario, ed è vero che 7 volte su 10 forse non porterà a granché, ma magari 2 o 3 volte su 10 potrebbe portare il fatto di ascoltare davvero le ragioni degli altri e provare a rispondere alle cose proprio sul pezzo, argomento per argomento, cosa per cosa. Bisogna anche essere preparati per farlo e non tutti lo sono. Naturalmente questo è un problema perché spesso in ambito ebraico c'è anche, noto, una certa ritrosia, mentre gli altri non hanno nessuna ritrosia nel invece esporre come se fossero la più grande autorità di qualsiasi disciplina, e in questo effettivamente gli altri non sono più bravi, ma sono più arroganti. E quindi loro non hanno problemi a esporre le loro cose, noi talvolta ci facciamo problemi a dire sono titolato per rispondere correttamente a questa cosa, e forse talvolta non dovremmo porci il problema di essere titolati, perché comunque siamo tutti dottorandi o dottorati su Facebook. Io sono stato virologo, allenatore della nazionale per molti anni, insomma, esperto di strategia militare, insomma, come tutti noi. Quindi possiamo essere tranquillamente, effettivamente essere un po' più attivi nel tentare veramente di, sempre ascoltando, non. E talvolta è molto difficile perché verrebbe da reagire in maniera più virulenta e semplicemente mandare a quel paese, e talvolta invece provare a cimentarsi veramente, in alcuni casi, ammetto probabilmente minoritari, ma può portare qualcosa, può portare qualcosa. Insegnare. Insegnare è molto importante. Certo, è importante quando c'è qualcuno a cui insegnare, ma c'è sempre un po' come quando in campagna elettorale gli indecisi, le persone che non sanno veramente troppo chi voteranno e sono quelli su cui si votano, si giocano poi spesso, no, le elezioni. Ci sono tante persone che magari in alcuni casi possono anche essere portate verso posizioni anti, ma molti di loro sono ignoranti, ma non riconosceranno mai quell'ignoranza, quindi non sono educabili e non sono iniziabili in nessun modo, ma sempre i famosi 2 su 10 magari lo sono.
E lì l'ebraismo, che si è sempre costruito diciamo, su una storia lunga, deve considerare che quella è gente che magari avrà dei figli, che avranno dei nipoti, quindi ci sono i risultati immediati e i risultati a medio e lungo termine. Quindi comunque provare a educare, che è un po' comunque la derivata di quello che dicevo prima, discutere, ascoltare, ma anche educare e proporre attivamente, questo diciamo già uno step, un passo più in là, lo studio e la conoscenza dell'ebraismo in maniera più, come si dice oggi, proattiva. E oggi questa è una cosa che viene fatta poco. Viene fatta poco perché l'ebraismo ha orrore, giustamente, del proselitismo che ha subito. Per millenni ci volevano convertire a forza, adesso non ci mettiamo come i testimoni di Genova agli angoli delle strade, adesso non suonano più tanto alle porte, meno, perché insomma poi non sono violenti, sono un po' aggressivi. In passato c'era chi lo faceva con violenza. Gli ebrei hanno sempre abbracciato, e questa è una cosa molto bella, un pudore, un amore così, di modestia, di Zeniarut, è una forma di Zeniarut, di modestia effettivamente. Cioè io faccio le mie cose per conto mio, non te le devo imporre, generalmente tendo anche a farmi notare il meno possibile. La derivazione di quella è talvolta addirittura però poi di nascondermi quando le faccio, questo sorta di marranesimo più o meno scelto, che in alcuni casi era imposto, ma in altri casi poi diventava, o ancora oggi diventa, quanti ebrei conosco che mettono la mezuzah non fuori dalla porta, ma dentro la porta, ne conosci di tanto in Francia, eccetera, ogni volta che mi chiedevano in quanto rabbino di mettere la mezuzah, io ve la metto, ma ve la metto fuori. Se volete mettere dentro, ve la mettete voi. E vabbè, anche tante discussioni con persone, con presidenti di comunità, eccetera, eccetera. Però, perché effettivamente io ritengo, l'ho sempre ritenuto, lo continuo a pensare, che l'orgoglio, la fierezza, non l'arroganza, ma la fierezza di essere ciò che si è un elemento fondamentale in generale per quella che è l'affermazione della personalità, e lo è molto in ambito, cioè, riguardo all'ebraismo, perché l'ebraismo è purtroppo figlio di una lunga epoca in cui in parte ha subito questo essere silenziato, e quindi in molti casi poi se lo è anche autoimposto perché era meglio così. Oggi non abbiamo davanti agli occhi, guardando la storia, la prova che non ha funzionato, che non può funzionare. E tornando, chiaramente, l'ultima festa che abbiamo celebrato, che avete celebrato anche qui, tornando a Ester e alla festa di Purim, quando è che la storia di Ester gira? Quando Ester Malka, quando la regina Ester si assume in quanto ebrea, perché finché tace la sua ebraicità, Mordechai dice, continui a tacere in questo tempo, lui dice la salvezza verrà da un altro luogo, ma in realtà l'idea è che l'altro luogo è il luogo della sua ebraicità di Ester, che lei non è in grado ancora di assumere, perché Ester è celata, dire nome. Il momento in cui la storia cambia è quando lei dice questo è il mio popolo, e questa è la realtà, cambia. Quindi quando c'è una c'è anche un'opposizione, e infatti nel libro di Esther finisce un'opposizione, non è che poi i personaggi si buttano per terra e dicono ah, ok, li rispettiamo, e purtroppo c'è anche il conflitto. Ma il conflitto stesso, per quanto come tutti i conflitti naturalmente sia tragico, il conflitto è anche una forma di rispetto, perché io confliggo con qualcosa che esiste e che riconosco, non con un nulla, quale che sia il conflitto. Se va bene, è una lite verbale, non abbiamo bisogno di prenderci a pugni, ma quale che sia il conflitto, io confliggo se ho davanti una entità che riconosco in qualche modo. Se non esiste, non la riconosco, non la vedo,
non c'è neanche un conflitto. Quindi il conflitto in questo senso è dolorosissimo, ma è perché ci sono due entità che si riconoscono e per X ragioni in quel momento sono portate a confliggere. Oggigiorno fa sempre parte della percezione dell'ebreo e degli ebrei, questa cosa per cui c'è un forte bisogno della società, è come se ogni società ha bisogno dei suoi ebrei da odiare, per proiettare, è come se fosse un bisogno appunto, sia degli individui che dei gruppi, ed è per questo che col passare del tempo questa doppia visione dell'ebreo si è ulteriormente sdoppiata, il famoso sovraumano, subumano, si è sdoppiata in tutte le possibilità che nutrono l'antigiudaismo di destra e di sinistra. Spettacolare. Nel senso che può arrivare da qualsiasi parte e naturalmente permette di essere anti-giudaici per qualsiasi ragione. Si può odiare l'ebreo perché è comunista o perché è capitalista, perché è ricco, perché è povero, perché è troppo assimilato e quindi si fonde pericolosamente. Ecco, sono tutte cose che esistevano già in epoca biblica, quando appunto da un lato il faraone dice che gli ebrei sono troppo numerosi e che si possono alleare col nemico, invece Haman, il ministro di Ahasverosh, che hanno delle leggi diverse. Insomma, o si fonde troppo o non abbastanza e si veste in modo strano col cappotto nero e il cappello nero. Insomma, c'è sempre una buona ragione. Quale che in realtà l'idea che quando si studiano queste cose viene fuori è che ci sia una necessità di odio che viene poi in qualche modo interpretata per andare a colpire in qualche modo sempre l'ebreo, per una ragione o per l'altra. Ed è per questo che, anche se oggi forse effettivamente, generalizzazione imprecisa naturalmente, una buona parte dell'antiebraismo purtroppo si annida nella sinistra, paradossalmente con grande tradimento, perché gli ebrei da sempre hanno una sensibilità progressista e quindi si trovano più a sinistra, quindi un enorme tradimento che molti di noi vivono come grande sofferenza, però effettivamente vediamo questa enorme svoltata di pagine in cui ormai non c'è più niente che possa sostenere in quell'ambito lì il popolo ebraico ed è, ripeto, un tradimento difficilmente perdonabile. Ancora una volta, questa capacità di odio nei confronti degli ebrei, coniugata in maniera diversa, a volte a destra ho visto più l'antiebraismo viscerale contro l'ebreo come individuo, il costrutto di sinistra è più ideologico in generale, ho l'impressione, ma alla fine c'è sempre una modalità e un codice attraverso il quale arrivare al punto che è quello dell'odio anti-ebraico. Ehm, A questo, e poi su questo vado a chiudere, si aggiunge un'altra cosa importante, che è sempre stata in realtà. Penso che abbia proprio le sue origini nel Decalogo, cosiddetti 10 comandamenti, che è meglio chiamare Decalogo perché non sono comandamenti, non tutti. Infatti in ebraico si chiama una sereta di Berot, le 10 parole, le 10 espressioni o 10 cose. Nel mondo antico, generalmente le divinità si occupavano in gran parte di come dovevano essere trattate loro e gli esseri umani idem. E quindi c'era anche una grossa lotta per chi se le ingraziava più e meglio. In realtà anche nella Bibbia ebraica ci sono ancora lo stesso racconto di Caino e Abele che citavo prima, probabilmente eredita questa idea qui, del rivaleggiare per avere l'attenzione e la preeminenza nei confronti della divinità, che in questo caso è anche effettivamente genitoriale. Ma la particolarità del Decalogo
come fondazione dell'etica ebraica e che mette da una parte, nella prima tavola, i primi 5 parole, i principi che reggono Ben Adam Lamakom, cioè il modo in cui l'essere umano si rapporta alla trascendenza divina, e negli altri 3 Ben Adam Lachavero, cioè le altre 5 nella seconda tavola, i rapporti fra l'essere umano e gli altri esseri umani, e li mette quindi sullo stesso piano, che è fondamentale ed è abbastanza unico nel mondo antico di immaginare o riconoscere, interpreteremo secondo la nostra sensibilità, una divinità a cui importa nello stesso modo come io mi rivolgo alla divinità stessa o come io mi rivolgo agli altri esseri umani. E questo porta effettivamente l'ebraismo tradizionalmente a questa forte chiamata poi di ricerca della giustizia, tzedek tirdof, perseguirai la giustizia, che sarà poi chiaramente identificativa dei profeti, dei Nevi'im, ma che è presente in tutta la Bibbia ebraica, e che costituisce proprio effettivamente da sempre un marchio importante. La lotta degli ebrei per delle società più giuste, perché è proprio scolpita letteralmente nel loro DNA culturale. Dei coimputati di Nelson Mandela penso che più della metà fossero ebrei. In Sudafrica c'era tipo 2% di ebrei. Penso che fossero 12, che fossero 7 gli ebrei coimputati. Perché da sempre c'è questa grandissima attenzione per il fatto diciamo, di progresso sociale, eccetera, e di eguaglianza e di comunità. E questa è una cosa che non si è mai perdonata agli ebrei. Non si è mai perdonata questa penso fosse Morris Samuel, che era una sorta di predicatore cristiano che veniva dall'Africa, scriveva che gli ebrei erano la sveglia del mondo. E le sveglie, nessuno ha mai amato le sveglie, e ancora meno quelli che le mettono la sveglia. E un po' questo lo diceva anche Hitler, Marchemont, si è cancellato il suo nome quando diceva lui che gli ebrei avevano inventato la coscienza era un'invenzione ebraica. Era questa idea qui, che non è forse del tutto accurata, ma è vero che la cultura ebraica ha sempre portato dai profeti in poi il mondo a interrogarsi su quello che è giusto e quello che no. E questa è una cosa che nei confronti delle dittature, degli abusi, eccetera, eccetera, è una minaccia costante, anche se non sempre, anzi raramente ha preso poi le sembianze di una vera e propria rivoluzione, però a livello di testa ha sempre costituito una rivoluzione di mentalità, proprio perché gli ebrei erano quelli che non si lasciavano trasformare, si lasciavano magari maltrattare perché non avevano scelta, ma lo spirito conservava sempre una grande libertà. È il grande tema della Haggadah di Pesach, che leggeremo adesso a Pesach. Erano schiavi in Egitto, ma hanno potuto uscire perché hanno immaginato questa possibilità di rimanere liberi in testa. E quando la Haggadah è stata scritta, adesso stavo facendo vedere prima a Bruno la mia Haggadah, che non conosceva, ecco, è stata scritta sotto... La Haggadah non parla della schiavitù in Egitto, parla del loro essere, diciamo, oppressi sotto l'impero romano. Parla della loro attualità ed è tutta giocata su questo doppio linguaggio, perché la loro idea è esattamente come in Egitto siamo riusciti a uscire perché abbiamo conservato un certo modo di pensarci e pensare il mondo, possiamo uscire anche da questa dominazione romana se conserviamo questa modalità. Che nell'epoca rabbinica era la modalità dello studio, fondamentalmente, che poi ha sviluppato e fabbricato l'ebraismo che conosciamo, che è quell'ebraismo che ha continuato a farsi notare. Prima parlavo dei medici a Marsiglia del Medioevo, oggi possiamo parlare dei premi Nobel, insomma, non perché quelli mi dicono, no, perché sono superiori, non sono superiori per nulla, è che molti studiano di più, perché si è sempre studiato di più, perché è sempre stato un elemento fondamentale fin dall'inizio.
La situazione attuale è una situazione un po' particolare. Parlavo prima con Bruno, effettivamente, in cui anche molti ebrei, molte persone di origine ebraica, molte persone vicino all'ebraismo, cercano anche nuove modalità di approcciarvisi perché sentono questa forte pressione che da un lato si acuisce. E spesso è stato così nei periodi di persecuzione e nei periodi di difficoltà. Questo non significa, come alcuni pensano, che gli ebrei, che l'antigiudaismo faccia bene all'ebraismo o che l'ebraismo esista grazie all'antigiudaismo, cosa alla quale non credo. Perché scientificamente mi sembra di aver letto che tipo il 99% delle specie esistite non esistono più. Quindi in realtà le specie poi finiscono anche perché sono predate, le specie che non finiscono è perché trovano il modo di correre più veloce dei loro predatori, fondamentalmente, o con altri tipi di ingegno di non lasciarsi distruggere i loro predatori. Quindi non è a causa di, ma malgrado, il popolo ebraico c'è ancora perché ha trovato una sua modalità che è sempre stata quella effettivamente dello studio, perché fisicamente molto spesso dal punto di vista numerico ha pagato in maniera pesantissima, ma qualitativamente ha sempre mantenuto questa passione per la crescita, per lo studio, per l'approfondimento, ed è quello che lo salva. Poi certamente si possono formare solo persone che sono vive, che esistono, e quindi è fondamentale per vivere anche sopravvivere prima, ma non deve essere sopra il problema non è sopravvivere, il problema è sopravvivere in maniera tale da vivere poi e quindi crescere, insegnare, essere proattivi nel portare proprio veramente la conoscenza dell'ebraismo, al di là che non vuol dire convertire la gente a forza o neanche non a forza, ma portarla, questo sì, proporla. Chiudo con una cosa che mi è molto cara e poi ascolterò le vostre domande se ne avete. Il passo più antico, credo, che abbiamo di Torah viene dall'inferno, non quello di Dante. L'ebraismo non parla molto di ebraismo e di paradiso e di inferno, ha delle visioni molto, molto generiche. Si parla di un Gan Eden, di un non precisato giardino di Eden dove riposerebbero le anime dei giusti, dei tzaddikim e tzadkaniot. E poi c'è un luogo che per la cultura rabbinica antica era l'inferno, il Gehinnom. Il Gehinnom in realtà è un luogo, il Ge c'è la valle di Hinnom, che è una valle vicino sotto le mura di Gerusalemme, che era chiamata così, che era considerata un infernale perché i cananei dimenticavano dei sacrifici. Il più antico di quale potete trovare è stato trovato lì, nei pressi, che sarebbe all'interno dei rotoli di Atef Hinnom, che furono ritrovati negli anni credo 70 o 60, e per molti anni non riuscirono ad aprire questi rotoli per timore di distruggerli. Poi con la tecnologia sionista, la cattiva tecnologia sionista, riuscì poi naturalmente a aprire questi rotoli, e dentro c'erano dei passi, fra cui il passo che conosciamo, c'era la Birkat Kohanim, la benedizione sacerdotale, che noi usiamo nella liturgia, che poi usano anche i cristiani nella liturgia, sia i cattolici che i protestanti, eccetera. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom. Cioè, che l'Eterno ti benedica, ti protegga, che ti guardi e ti faccia, e sia benevolo verso di te, che alzi il suo volto verso di te e ti dia lo shalom, ti dia la pace. Significa che il più antico passo di Torah e quindi di cultura ebraica che abbiamo è un passo che strappa lo shalom dalle viscere letteralmente dell'inferno. Questo è quello che l'ebraismo ha sempre fatto, andare all'inferno e tirar fuori, estrarre, rubare una briciola di shalom da quell'inferno lì. L'ha sempre fatto e credo, per il puro intuito, non ho nessuna prova, credo che in qualche modo troverà sempre la modalità di farlo.
tieni ragione, che così possa essere. Grazie. E ringrazio anche, non l'ho fatto all'inizio, ci sono persone su Zoom che saluto anche tardivamente. Allora, noi possiamo fare delle domande. Se ci sono delle domande bisognerebbe farlo in questo microfono, in tal modo che anche le persone che sono su Zoom possono sentire la domanda. C'è qualcuno che ha una domanda da fare? No? Posso spostare il microfono. Ok. Qualcuno ha... Io posso fare la prima domanda eventualmente, se siamo così in questa situazione, per lanciare la discussione. È detto, ma forse giustamente potrai dircene di più, è detto ricordati di Amalek. Ora evidentemente abbiamo avuto poco tempo fa un massacro fatto con le GoPro e dunque dava l'impressione che loro volevano veramente che noi ci ricordavamo di Amalek e forse l'avevamo dimenticato durante tutto questo tempo. La mia domanda ovviamente è saperne di più, ma anche come fare per riconoscere Amalek? Rispondo direttamente? Sì, certo. Sì. Ma non c'è un codice per riconoscere queste cose, c'è una realtà, probabilmente da tenere ben presente. Quando la Torah dice di ricordare sempre Amalek e di non dimenticarlo, lo tishkach, questo monito è legato proprio alla festa di Purim, al libro di Ester, in cui Amalek è rappresentato da Haman che è chiamato Hagaghi, cioè il discendente del re Agag, che era un re di Amalek. Quindi in realtà riprende questo antico odio antiebraico e lo porta alle massime conseguenze. E noi sappiamo, il Talmud ci ricorda, ci insegna che di tutte le feste, l'unica festa che sarà mantenuta dopo Yemei Mashiach, dopo la venuta del Messia, sarà la festa di Purim e il libro di Ester, che è un paradosso perché è una festa in teoria minore rispetto, perché già intanto non è biblica, è post-biblica, eccetera, eccetera. Eppure c'è questo, allora, sono 1000 ragioni per cui questo potrebbe essere, per cui questa festa potrebbe dover essere eterna, ecco, la festa è eterna, ma una di queste, io penso abbastanza che possa essere così, è il fatto di ricordare, bisognerà sempre ricordare perché ci sarà sempre Amalek, cioè il non pensare, che in qualsiasi, siccome l'idea messianica ebraica non è un'idea post-storica o metastorica, ma pienamente storica, in cui le cose avvengono in una situazione magari difficile da realizzare, ma comunque di questo mondo, e in questo mondo Amalek esiste ed esisterà sempre. Quindi in quel senso lì magari ci sarà meno bisogno di Rosh Hashanah o Kippur, ma Purim ci sarà sempre bisogno perché Haman sarà sempre lì da qualche parte. Come riconoscerlo naturalmente è un altro paio di maniche ed è una cosa perché si manifesta in maniera diversa e lì credo che l'unico modo sia la conoscenza. Perché la conoscenza? Perché il fatto di sapere come si è manifestato negli ultimi 3000 anni ci fa riconoscere, ci può far riconoscere, perché poi alla fine vediamo che poi sono tutti dei modelli, dei pattern che vanno a riprendere reinterpretando gli antichi modelli. Ora, oggi alla fine ci ritroviamo l'accusa del sangue medievale in certi casi, fondamentalmente reinterpretata nelle condizioni moderne, anche della guerra, eccetera, eccetera, ma la stessa cosa. Quindi alla fine, una volta impariamo a riconoscerle, non possiamo riconoscere senza conoscere. Si riconosce ciò che si conosce. E quindi conoscendo, io penso l'unica cosa è conoscendo, questo vale per gli ebrei e per tutti coloro che, come è sempre stato, in qualche misura sono a loro vicini, li sostengono, interagiscono con loro, sono molto molto in prossimità, imparare a riconoscere e mai negarlo, perché il negarlo significa effettivamente dimentica. Se lo neghi lo dimentichi e quando a volte capita, e capita ancora oggi purtroppo, lo vediamo, la negazione della sofferenza, la negazione della legittimità di determinate cose, la negazione della chiarezza anche di certe posizioni anti-ebraiche,
che vanno al di là dell'opposizione politica, che è sempre legittima, eccetera. E quello effettivamente è un non riconoscere un potenziale Aman, quindi un potenziale Amalek, perché viene spesso da una mancanza di conoscenza. L'unica possibilità è conoscere. Posso aggiungere qualcosa? Credo di sì. Mi chiamo Jacob e volevo aggiungere a quello che ha detto il nostro Rav, onorevole, è che proprio nei giorni di oggi, no, l'attualità del libro di Ester oggi lo vediamo nella realtà che stiamo vivendo. E noi li possiamo identificare a Amalek, dove è successo, dove la storia di Ester, il libro di Ester, racconta questa storia in Persia. E oggi Amalek è la Persia, perché si manifesta, diciamo, in tutto il suo comportamento, in tutta la sua cattiveria, nel modo in cui esprime che bisogna annientare Israele, che bisogna cancellare Israele dalla mappa. È proprio quello, è il vero Amalek di oggi. Sì, beh, Grazie. questa non è una domanda, grazie mille, ma effettivamente sappiamo che dobbiamo sapere da dove vengono queste cose, da dove viene il sostegno al terrorismo, eccetera, sappiamo che viene da quegli ambienti lì e quindi sapere effettivamente che determinate cose oggi non sono solo contro Israele o contro gli ebrei, anche se lo sono essenzialmente, ma sono contro tutta la civiltà occidentale, di cui nel bene e nel male Israele è considerato rappresentante e forse nel bene, secondo me, nel senso che porta delle istanze di democrazia, eccetera, in maniera imperfetta, perché non esistono democrazie perfette, non sono mai esistite, e nell'imperfezione che ogni governo può avere, ma come tutte le democrazie, appunto, Israele ha dei cittadini e non dei sudditi, come hanno invece molto spesso gli stati arabi. Questa è una grande differenza, cittadini e non sudditi. Quindi i governi vengono e poi passano anche, naturalmente, per fortuna, e c'è di tutto. Io volevo chiederle, Rav, se secondo lei l'impegno alla diffusione della cultura ebraica a 360 gradi, sia di argomenti prettamente religiosi, sia no, può essere assimilato al concetto di un tikkun. Tikkun in che In che senso? senso? Cioè di che cosa? Ehm, Tikkun vuol dire riparazione. Sì, tikkun vuol dire riparazione, in questo senso è diciamo, io potrei interpretarlo, almeno il mio pensiero è che è come un riparare i torti che l'umanità ha fatto al popolo ebraico, ecco, per esempio. L'idea che Israele possa compiere una riparazione per ciò che l'umanità ha fatto mi sembra problematica, perché investirebbe anche Israele di una responsabilità che non ha del tutto. Israele può avere eventualmente la responsabilità e la possiede tradizionalmente dal momento in cui nella Torah viene detto a Avraham, a Avino, viene detto chiaramente che deve essere benedizione, berachà, le kol mishpechot Adama, per tutte le famiglie della terra. E quindi ha un dovere, una responsabilità, e la Torah viene data non a Israele, ma attraverso Israele all'umanità intera. Però questo non credo che debba o possa investire un discorso che vada a riparare cose che altri hanno fatto, perché l'ebraismo è sempre stato basato sulla responsabilità individuale degli individui o al rigore delle collettività. Qui sta eventualmente a Israele, allora là dove posso forse raggiungere questo concetto è che se Israele permette nelle sue varie articolazioni, Israele è chiaramente un concetto al cui interno ci sono mille cose, e c'è anche la componente culturale, quella religiosa e mille sfumature.
se queste vengono offerte, c'è un po' il famoso Midrash, no, di quando le altre nazioni hanno rifiutato la Torah, è un po' la stessa cosa, se è in grado di proporre e le altre culture sono in grado di accogliere, a quel punto attraverso il loro accogliere, il loro dare il benvenuto a questa proposta, che però deve venire. Vi propongo questa cosa, la volete? Sì, la vogliamo. Allora a questo punto il tikkun viene fatto da loro stessi, per loro stessi. Quindi non è tanto nel fatto che Israele faccia un'opera di spandere, di spargere cose, ma è il fatto che gli altri vadano a raccogliere, come si raccoglieva la manna una volta. Allora quello sì, attraverso perché si tratta di riconoscere un valore, riconoscere anche una parte, volendo, di debito, cioè vi riconosciamo ciò che avete portato, ciò che avete fatto, riconosciamo il fatto che spesso lo abbiamo invece, diciamo, trattato, bistrattato, maltrattato e lo vogliamo accogliere diversamente. Allora attraverso questo una forma di tikkun è possibile, in parte timidamente, ma non possiamo negarlo, avviene in ambito cristiano oggi. C'è in certe nicchie del cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, che ha di più da dirsi, da farsi perdonare, storicamente, no, dire no, vogliamo ascoltare, bisogna metterci ad ascoltare, poi una volta si ha delle evoluzioni lente e mai, diciamo, dritte, sono sempre alti e bassi, però c'è questa volontà di ascolto e questo può costituire nel tempo una forma di tikkun. Grazie Raf, grazie. Per 70 anni più o meno gli ebrei sono diventati la vittima perfetta dopo la Shoah. Adesso c'è una volontà di far cadere questa immagine, fare un nuovo antisemitismo che si sta mettendo in moto, prende l'immagine dell'ebreo senza pietà, massacrante. Ma noi durante tutto questo, dico noi, insomma gli ebrei, non si sono mai visti come vittime, malgrado tutto questo periodo di lungo odio e massacro. Come si fa? Gli ebrei hanno sempre stentato a vedersi come vittime perché non potevano permetterselo. E quindi anche quando, ed è capitato, hanno sempre subito senza impersonare davvero il ruolo della vittima, l'hanno sempre rifiutato. È stato però loro imposto, questo sì, è stato loro imposto da società che erano le società carnefici e che avevano bisogno di una vittima per imporre la forza e il loro potere, B, avere qualcuno da poter poi in qualche modo, in posizione di inferiorità, da poter in qualche modo poi anche compatire. E in quello che avviene oggi, in questa cosa in cui l'ebreo viene poi riportato a diventare invece il carnefice, c'è infatti una fortissima componente, credo, diciamo, di senso di colpa della società occidentale, di secoli, di millenni di persecuzione. La società occidentale è già nella storia di Mosè questa cosa, quando Mosè salva l'ebreo dall'egiziano, uccide l'egiziano, e dopo cosa dice? Davar, la cosa è risaputa. E come faceva a essere risaputa? Chi c'era? C'era solo l'ebreo che aveva salvato. Chi lo ha tradito? Quello che aveva salvato. E sono sempre le persone, quelle che ci devono di più o che hanno un peso di riconoscenza necessaria, che la rifiutano poi trasformandoci in qualcosa che non siamo. Ed è per questo che Mosè Mosè da difensore diventa aggressore, diventa
accusato, diventa condannato e deve scappare. Ed è un po' quello che viene al popolo ebraico. Il popolo ebraico è talmente forte il senso di mancanza delle società occidentali nei suoi confronti che c'è un solo modo di risolverlo: sterminarlo di nuovo. Che è questo, cioè per comunque metterlo fuori dal consesso, dicendo sì, comunque sterminarlo forse non era giusto, però comunque non è degno di stare in mezzo a noi, che è un altro modo di ucciderlo, e comunque è indegno di stare con noi perché sta comunque dimostrando di non essere, ritornello, di non essere migliore di quelli che avevano tentato di sterminarlo prima. E questo è un modo fantastico di non avere bisogno di sterminarlo per annientarlo comunque. E in confronto di questo, appunto, l'unica possibilità, ritorno al discorso prima, è la conoscenza, il riconoscere, il denunciare, che è una cosa che prende moltissima che fatica, ma che non dobbiamo smettere di fare. Ma bisogna essere coscienti di questa volontà di, appunto, mettere fuori dal consesso dei popoli e delle nazioni il popolo ebraico, uccidendolo una seconda, una terza, una quarta, quinta volta, dichiarandolo persona non grata o entità non grata all'interno del consesso generale, perché dimostra di non essere dell'altezza. Allora, come dicevo prima, abbiamo amici, non abbiamo solo nemici, però è anche vero che molto spesso le persone sono molto ignoranti. In questa ignoranza però ci può essere la possibilità della connivenza con chi invece ha altre mire, altri progetti, e che molto spesso le situazioni più drammatiche, più tragiche, sono state originate appunto sì a livello politico, ma non avrebbero mai potuto essere portate avanti senza delle popolazioni sufficientemente appunto plagiate, ma per essere plagiate ci vuole un certo grado anche di ignoranza alla base e poi di capacità di plagio e comunque una forma di come posso dire, di disposizione da parte della massa. E questa disposizione è frutto appunto di un'educazione, che è quella di cui abbiamo parlato prima, di una mala educazione che va, e per questa ragione va ovviamente combattuta, perché finché c'è, o comunque finché non c'è nulla che la sostituisca, la possibilità poi che tutta una parte di popolazione passi, per usare il linguaggio di Star Wars, dal lato oscuro, è possibile effettivamente. Quindi bisogna lottare su quel margine lì, e educare, e parlare, eccetera. Però appunto è sempre da negoziare. Noi siamo una piccola cosa, ma siamo determinati. Siamo tutti una piccola cosa, ma siamo essere determinati è molto importante. determinati, perché come tu dicevi, non bisogna mai abbassarsi, bisogna sempre avere lo sguardo alto, E coscienza orgoglio della di propria se importanza stessi e e coscienza. soprattutto l'orgoglio delle nostre idee, perché c'è tanta gente che si nasconde e io li capisco anche. Noi non vogliamo nasconderci, ecco, quindi ancora tante grazie, grazie anche a tutti gli amici che La hanno signora partecipato. chiedeva una benedizione. Ecco, Non faccio proprio una benedizione, ma benivrechu becha kol mishpachot ha'adama, che siano benedette in voi tutte le famiglie della terra, come disse l'Abramo. benissimo. Amen. Benissimo. Arrivederci, grazie a tutti, anche agli amici su Zoom.